Buonasera. 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 Ciao Ivan. Ciao, Franco. No, come state? Tutti bene? Bene, maestro, che onore, mamma mia, emozionato. Ma scherzi, è un grande onore. Due grandi come voi. Senti, ma dimmi una cosa, ma tu adesso quanti anni hai? Io abbastanza, 35 adesso. Tu però non voglio un cielo di 20 anni, allora. Meno male. Però sono un po' vecchietto inside, dai, diciamo così. Senti, a papà ce l'hai sempre? Sì, papà tutto a posto, mamma tutto bene, fortunatamente ancora i genitori e bene. E tranne il coronavirus è tutto a posto. Io mi ricordo a papà tuo che cantava le mie canzoni. Mamma mia. Ho incontrato coppie di matrimonio. Quello che vede la diretta muore. No, io gli dicevo sempre, sì, voglio questo cavolo che faccio, lui è una bella granita, non una granata. Maestro, ma la diretta sta su Facebook, dove la posso condividere io? Allora mi permetto di... Salve a tutti. Allora, la diretta si parte dalla pagina Mario Trevi e in questo momento la stiamo condividendo. Esatto. Va bene, allora io vado su. Già siamo in diretta? Sì, già siamo in diretta. Ah, boh, ma quindi adesso vado a condividere la diretta sul mio Facebook. Va benissimo. Ok, intanto aspettiamo Franco che entra. Franco che sta telefonando, tutto a posto. Ecco qua, il tempo di condividere la diretta, arrivo. Lo rimando subito. Io non volevo condividere la pagina io, come si fa? C'è un Salvatore là. Con me? C'è, io sono nella tua parte. Allora, adesso no, forse stavo io. Mario Trevi. Su Mario Trevi Official. Trovato, siamo qua. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera Italia. Buonasera mondo. Ma tu sei Franco Moreno? Sì. Sei Franco Mario? Moreno? No, veramente. Tu sei Franco Moreno? No, sono Tony Valentino. Tony Valentino. Pronto? Ciao Mario. Che si dice? Tutto bene? Tutto a posto, un bacio a te, a tua moglie, ai tuoi figli e un bacio a tutti che ci sta guardando. Ivan sta collegato, stanno tutti e tre collegati. Sì, da noi stiamo facendo questa diretta stasera per fare un po' di compagnia a tutti. Buonasera, scusami, buonasera pure a Franco. Ciao Ivan, un bacio. Ma Ivan avrà qualche problema per collegarsi, però. Dove più? Vedo tutto nero. Si vede nero. Ivan, dove sei? Eccolo qua. Sei? Mi vedete? Ciao. Sì, adesso, okay. Tutto bomba. Bene. Sono andato a condividere la diretta sulla mia pagina. Hai Io sono riuscito a condividere. Ciao Franco. Buonasera a tutti. Ciao maestri, come state? Ciao Franco. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grande maestro. Ciao Franco, ciao Ivan, ciao a tutti. Ciao Frank. Come state? Ti vedo un po' Mario Trevi. Maestro Trevi, tu devi sapere. Dimmi. Franco, ti vedo un po' scuro, scarisci un po', dai. Non lo so, aspetta. Ancora di più. Ancora di più. Sei un bel ragazzo, capito? Aspetta. Ricciardi, metti la luce, non lo so, guarda lì. Adesso sì, non ti muovere. Come state? Tutto bene. Allora, io la prima cosa che voglio dire che io la prima volta che ho cantato è stato con il papà di Ivan. A volte
come si, le strade si incontrano, e la prima canzone che ho cantato è stata insieme a Pasquale, che faceva Pagella, ti faceva Patruria tutto. Bellissimo. Sì, ma però Pasquale cantava pure il papà di lui, Lino Granato. Esatto. Io lo incontravo sui matrimoni e allora facevano cacchie e cavere, e allora lui arrivava e diceva: buongiorno, ma stanno tutto a posto, Cioè, voglio questo cavolo che fa, non ci vuole un granato, ci vuole essere una bella granite. Bellissimo, se stai in ascolto mi fa piacere. Come no, ma sì, stai in ascolto. Pasqualino, mi fai veramente sarà in ascolto. Sono troppo anziano, però. Io voglio dimenticare di essere anziano. E morire. Ma quando mai? E che non dire che stai chiuso? No, forse ha girato la telecamera. Ah. E non lo vedo. Eccolo qua, Ivan. Sto qua. Esatto. Granadino, tiraci mani, Granadino. Eccomi qua. Senti, che mi raccontate di bello voi giovani? Sì, diciamo. Sono felice di essere chiamato giovani, bellissimo. Allora, per me, per quanto mi riguarda, tutto a posto. Poi io sono del parere che tutto possono fermare tranne la musica. Si può fermare il contatto, ma la musica non la puoi mai fermare. E noi io continuo a fare musica, continuo a fare pezzi, poi oggi abbiamo questo mezzo che è bellissimo, che è la rete, che ci dà la possibilità di poterci vedere, abbracciare, stare a contatto con il pubblico. Insomma, non ce l'abbiamo pesata così tanto la quarantena per quanto riguarda, perché la musica ci mettiamo al pianoforte. Bellissimo, sei un grande. Vai. Si sente il pianoforte? Sì. Ma mi sente? Ma non la stai suonando in mi minore, però. Tramonta lui. No. E noi a recitarlo. No, stai. Fammi vedere. Fammi vedere. Senza mio coraggio ce la sa. Maestro, che tonalità è? No, stai tu. Indifferentemente. No, stai tu. Tanto saccio che so, per te non so più niente. E dammi sto volere, non aspettare mai. Che indifferentemente se tu macci che niente. Ditemi quando avete finito. La cosa brutta è che noi abbiamo, noi napoletani però, è bene che lo dico io, che ci impadroniamo di una cosa che non è nostra. Sarebbe? Cioè, molti cantanti non hanno mai l'educazione di dire: questa canzone è stata interpretata da Mario Trevi e Mario Abate tantissimi anni fa, un festival. Cioè, ognuno di loro che la canta la diventisse l'autore e lui il primo interprete. È bruttissimo. Non lo so, perché se io vado a dire, no, che per esempio Canzone Appassionata sono stato io il primo interprete, faccio veramente un sacrilegio, perché la storia dice che Canzone Appassionata il primo interprete è stato Alberto Amata, hai capito? Sì. Ma io dico, io l'ho sempre fatto, inteso, ad esempio ho fatto un pezzo di Moreno, l'ho sempre detto, insomma è un omaggio che faccio, è bello, però io sono anche maestro, sono del parere che ognuno quando inteso, noi abbiamo la fortuna di poter scrivere una canzone, ma al momento che tu la scrivi e la fai uscire,
la canzone diventi di tutti, non hai capito? Fortuna sua a chi l'ha scritta, poi la canzone diventa di tutti. Però io ho sentito qualche bravo artista negli anni passati nella TV nazionale che lui è stato quello che ha cantato indifferentemente la sua, hai capito? Ed è bruttissimo, è bruttissimo. Allora, maestro, devi sapere una cosa, che ci stanno i Buddha Bash, non so se tu conosci i Buddha Bash, il gruppo. Allora, loro impazziscono per un pezzo tuo e io glielo cantavo sempre a loro quando ci incontravamo ed era mamma mia, l'ingassera giornata stiva là, oh ma e non scrive la mala vita che marito chiarabinata, ma stasera non so più chi un criminale voglia diventare. Sotto la vita militare oggi fatto sempre scendere che la pistola ti rassegna e a buona mira non si può scordare, oh ma e uscire la malavita stasera mi ha cantato nonno come quando era picceril. Bellissimo. Allora io in questo momento, maestro, mi trovo nelle giostre, mi trovo nel Luna Park per il semplice fatto perché anzi 3 personaggi che sono felice. Tu sei l'icona, vicino a te c'è tuo fratello che stimo tantissimo, Ivan, le nuove generazioni, insomma veramente mi trovo in un parco giochi, bello, bellissimo, sono contento. Io sono contento perché voi siete, non perché adesso stiamo facendo la diretta insieme, sai come si dice a Napoli, muovono pochi jeans, no. Voi siete due personaggi che praticamente state dando un bel contributo a Napoli, cioè la Napoli di oggi, capisci? Sì, grazie maestro. Siccome che Napoli logicamente anche lei ha tantissimi anni e chiaramente questi anni vostri si incodano a quelli degli anni passati della nostra bella Napoli, perché logicamente tu non si può dire ma chi Frank Ricciardo, no, Frank Ricciardo è unico, quando fa una manifestazione in piazza, insomma, riempie la piazza grande com'è, insomma, è da soddisfazione, come lo stesso Ivano Granatino, capito? E allora grazie maestro. Mi fa piacere che voi praticamente date un bel contributo alla nostra bella città, che sarebbe la nostra Napoli invidiata tutti quanti, da tutta la gente che non è napoletana, perché poi quelli là che ci sparlano sono quelli. Ma il maestro Moreno si è bloccato o sta proprio fermo? No, che mo chiami in campo. No, si è bloccato, pure tu ti sei bloccato. Tu ti sei bloccato, Moreno? No, Moreno si è bloccato. Moreno si è bloccato. Sì, o tiene qualcosa, che ne sai. Chiamala a Bri. Adesso siamo in tempo. Perché stava ascoltando. No, io sì, ti sto ascoltando bene, chiaro. No, io pensavo che lui... Sì, no, si era bloccato Moreno. E niente, si sente il pianoforte da te, Franco? Sì, da me sì. Riesci a cantare sopra? Quale? Riesci a cantare sopra? Che cosa? Quale pezzo? Aspettiamo il maestro Moreno. Moreno, sì. Senti, Franco, maestro. Questo coronavirus ha rotto un poco le scatole perché... Maestro, però la cosa che dico io come sempre, insomma, hanno fermato tutto, ma la cosa che noi facciamo fortunatamente non l'hanno fermata, non la possono fermare la musica. Hanno fermato il live, giusto che sia così, insomma, perché dove siamo noi fortunatamente ci sono persone, c'è assembramento, allora dobbiamo aspettare che ci diano dall'alto il via. Però insomma
io sono del parere che tra poco partirà tutto, insomma, perché non sì, ma caro Franco, il discorso è molto complicato, nel senso che sì. i nostri governanti hanno pure ragione, perché quando facete una cosa, quando facciamo una festa, là mese ci stanno 10.000 persone, capisci? Ma perciò ti dico, hai capito, maestro? Non puoi dire vicino a sta gente, da sta ognuno un metro distante dall'altro. Ti sei collegato, ma Franco? Eccolo qua. Okay. C'è. E niente, dicevo, ma tu... Io pensavo che tu stavi in diretta con noi, invece... adesso? Sì, adesso ti sentiamo. Prima pensavo, io stavo parlando. Ciao Franco, ciao Ivan. Ciao grande uomo. Ciao maestro. Ciao Mario, parlavo però non mi sentivo, pensavo che stavo in diretta. Io pensavo che stavo così. Ho sentito tutto il ragionamento e quando tutto. E dici qualcosa tu adesso, no? Adesso ci sono? Sì. Allora poi mi canto una canzone mia. Dio, a quella che ho baciato era mia cugina. Allora, tu devi sapere una cosa, se ti ricordi bene, caro Franco, sì. il caro Franco Morino, io questa canzone te l'ho fatta ascoltare a te in anteprima, sotto sì. Fuori la galleria, stavo io, Mariano Alfano, e io ti dissi, vuoi ascoltare sto pezzo? E tu mi dicesti, cazzo, su Piazza fa successo. E quello fu, sì. insomma, fortunatamente, insomma. Ma tu sei stato uno di prima ad ascoltare quella canzone. E poi mi piace 167 che stiace in 66. 167 che stiace in 66. 678 può succedere 48. Lo spazio, assolutamente. Granati, ma ci vuoi dire qualcosa? Invece a Granatino mi piace la canzone ho fatta francese là. Saluto. Chapeau, madame, je suis napolitain. Chapeau, messieurs, monsieur. Se fossi il presidente fare legalizzare i sogni di Pannella e del partito radicale. Chapeau a chi fa ballare l'Italia popolare, che ha sempre avuto i piedi chiusi in un solo stivale. Chapeau per gli italiani, chapeau per gli africani, chapeau di tutte le popole che hanno vissuto male. Chapeau. Bella. È bello sto pezzo. Dedicato al maestro Mario Trevi che veramente ha scritto la storia. Oggi ci sono tantissimi artisti che fanno, che ne so, 5-6 hit che vanno bene, già pensano di aver scritto la storia. Realmente la storia l'ha scritta il maestro Mario Trevi, che su 50-60 anni di carriera, non so quanto tempo, che è ancora tuttora attivo e fa dei concerti straordinari. Caro maestro, posso? Dimmi. Oggi ho lasciato a mamma con una scusa e sono partito fuori il paese. Oggi ho attraversato campagna, addosso fratelli è stata accesa. Oggi ho trovato tutte le porte chiuse e mo capessa fa. E mo che c'agna fa, che c'agna fa, e chi so dice a mamma mi stasera, canuta al luccio carabiniere, si guarda mano su bandì, la stessa mortata ma da Pronto? Ehi, cazzo è un mostro. Non lo ecco qua. Bravo, maestro. Senti, ti devo raccontare un episodio molto bello, no? Noi dovevamo fare la canzone mi parla di te che è scomparsa una volta morì. Non sta scomparso. Non lo so, forse non ha campo, non lo so. Che succede? Ha fatto forse di wifi. Comunque, ma sta sentendo? Ecco qua, aspetta, adesso eccolo qua, rientra di nuovo. Adesso guarda che ogni tanto scappa tu. Ma non lo so.
Comunque stavamo... Maestro, ma dove abiti? Io sto a Schitella. Forse è Schitella, non c'è il campo. No, io ho sempre fatto le dirette, questi problemi non l'ho mai avuto. Probabilmente il mio telefono sistema 4, hai capito? Maestro Moreno, Maestro Trevi, prima che cade di nuovo il Maestro Moreno, vorrei cantare una canzone insieme a Franco che fa così. Vai. Mi ricordo quando ero guaglione, mi scitavo ogni mattina e incantato rimaneva a sentire e cercavo e dopo te è cresciuto insieme a te questa passione, si è venuto proprio tale quale a me, pure a me, magari mai questa emozione, proprio qua ero guaglione come te. Tu sei in tuo cuore sta città e si fornisce tue canta, fornisce Napoli campa. Tu ti nascondivi mia gente e poi poter darti e poi mi sentire e cantare e poi poter assomigliare. Faccio una comunicazione. Tutto cosa tu per me, ma si mirai non ricorda tutta te. Ti do prometto che ci metti in te canzoni che possono essere cantate troppe te. Sì, te lo ancora pietta a me. Io voglio sentire cantare tutti per Napoli e mamma. Bravo. Maestro, io so tutto di te, so tutto. Franco, allora, un omaggio a Maestro Trevi e Franco Moreno. Che ragazzi, mi sentite? Canzone, sì, ti sento, maestro. Stavo dicendo, questa canzone io me la sento veramente addosso, nel senso perché io realmente mi nascondevo tra la gente ai concerti di Franco per sentirlo cantare. E quindi è quasi la nostra storia, diciamo. Ma alla fine le storie si somigliano tutte. Si somigliano tutti, sì. Sì, si somigliano. Insomma, quando c'è quando c'è l'elemento principale che è la passione per la musica. Quindi è una figata. Io avevo proposto a Franco di fare il remake di questa canzone, di fare una versione trap soul di Nufrate Grande. Senti, vi posso raccontare un fatto di Giuseppe Cioffi. Vai, maestro. Voi sapete Giuseppe Cioffi, no? Chi è? Sì. Grande autore. Un grande autore, un grande musicista, insomma. Insomma. Per esempio tutte le sere una serie maggia a Luciano, un film e continuiamo a fare, va bene. E allora quando si facevano le piedigrotte, lui la prima cosa che mandava a domandare fuori dal teatro diceva: voglio io fuori se stanno fischiettando questa canzone. E che era la canzone, per esempio, a Luciano, no? Perché quando finiva lo spettacolo, la gente usciva dal teatro e allora se la canzone era molto orecchiabile, la fischiettava, hai capito? Sì. Allora quando lui mandava le persone di fiducia sua fuori, in mezzo alla gente, quando stava uscendo dal teatro, era a sentire se la gente fischiettava questa canzone di Cima Luciano. Se la gente fischiettava veramente questa canzone, sai,
10, 20, 40, 50 persone, andava dietro alle quinte dal maestro e diceva: maestro, 50 persone già cantavano un ritornello, ma sta Luciana che passa e ciò dice, allora è un successo. Bellissimo. No, grandi, veramente, insomma, veramente mi sento onorato. No? Per esempio la canzone di successo sarebbe a Luciana, sarebbe insomma un tesoro, queste cose qua, no? Per esempio Bella Stella, sono le canzoni di successo. Le canzoni classiche invece è un'altra cosa. Sì. Classiche sarebbe Indifferentemente. Mare Verde non è classica, capite? È una canzone di successo, ma non è classica. Sì, perché? Sì. Perché la canta tutto il mondo, Indifferentemente. Sì. Mare Verde non la canta tutto il mondo, allora non è classica, ma è una canzone di successo, capite? Maestro, ma Mare Verde, per esempio, l'autore l'ha scritta è Schitella il pezzo. Come? Mare Verde è stato scritto su una spiaggia di Schitella, penso. Alicola. Allora, maestro Moreno, mi puoi accennare questa canzone? Maestro Moreno, io la suono, l'accenno e poi la devi cantare tu. E viene te, ne facciamo amore. E viene te, amore. O sai, non mi ricordo il testo. Maestro, come possibile? Maestro, però il pezzo più bello della storia, Maestro Moreno, si chiama Ma Basta. Quello è puro. A me mi fa scire pazzo. È questo. Dammi l'accordo, te lo canto, vai. Vai. Ci sei? Ma basta solo e non mi porti che non mi va bene. Io chiamo stare un cane perché sono troppo innamorato di te. Basta l'ombra tua sono contento. Ma basta sussurrare si accattivare. Ma basta solo che mi dire bene. Basta che questo non ti chiede niente. Non ti chiede niente. Non ti chiede niente. Bellissima. Invece per quanto mi riguarda, Ricciardi, mi puoi accennare Maria Dostà? Questo mi piace. Maria Dostà. Maria che fa? Maria non si chiama più Maria, Maria come sta? Maria con chi sta? Se ancora si ricordi me Maria. Sarà una riconosci. Facciamola qua, vai. E che sto? Siendo amica della Catarica, non mi trovare in libri storie di stica, storie promesse, di parte chi resta, storie che si guarda vita da una famesta. Giusta, Maria che fa? Maria non si chiama più Maria, ma arriva in ritardo. Sì, arriva in ritardo. Sì. Allora non si può fare la stessa cosa di Instagram. Infatti ci facevo caso prima su no, ma io grande canzone tutte e due. Allora, ma Franco Moreno per me. Ma tu lo sai. Lo voglio scrivere. Posso? Maria Celeste. Però è troppa. Aspetti, ma ce la metto un attimino. Maria Celeste. Aspetta, canta a cappella e me. Maria Celeste, sto nome tu è una festa e chi ne fa la città
Maria Celeste, sta scarpe sanno bene, tu non conosci che la sincerità si facile a ingannare, si facile a giurare. Ti piace paziare e paziare, qualui giorno una spina di pugna e fornisce paziare, Maria Celeste. Maestro Moreno, mi fai un saluto a mio suocero che si chiama Franco come te, che è un tuo grandissimo fan. Ciao Franco, suocero di Ivan Granatino. Sentite, ma lo posso chiedere una cortesia? Che tra l'altro ti va a pigliare scarpe da fabbrica solo. Figurati, scarpe bianche. Bravo. Posso chiedere una cortesia? Aspetta, stava dicendo una cosa. Vi volevo chiedere se gentilmente voi mi mandate un saluto a Carlo Fedele, il mio segretario, che è stato operato oggi ed è andata tutto bene. Belli calduccelli e cipipiani, Franco. È stato operato, è andato tutto bene, forse a giorni lo diventano. Io lo voglio un bene dell'anima. Devi sapere che a Carluccello lo conosco da una vita, nel Rione Sanità. Lui è del Rione Sanità. Visse e Cicci Perrell. Ti ricordi? Carluccello veniva appresso al mio segretario. Carluccello faceva il segretario esatto, bravo, Marcello. No. Facevo perché c'è tutto 6 segretari. Ma chi era? Marcello era uno? No, era Giovanni De Simone. E poi c'era pure Marcello una volta. No, dopo è venuto Marcello. Però c'era Marcello. Perché Giovanni De Simone disse: Mari, non ce la faccio più a venire a presso a te, ma ci buscate qualcosa di soldi. Perché non facciamo fu segretario tu a Marcello? Io guardai, certi, ma chi sei un po' capito? Però che bella persona, io me lo ricordo con grande affetto. A Marcello. Viste De Simone disse: non ti preoccupare, che le soldi lo fanno scendere a coscia. Maestro Trevi, ce la regali una perla pure a cappella, ovviamente la vogliamo sentire indifferentemente, pure solo ritornello a cappella, senza che nessuno ti disturba, nessuno ti accompagna perché vai in ritardo, quindi basta solo la tua voce, già è magia. Non le faccio queste cose, ma questa sera la faccio, va bene? Vai. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto sai che so, per te non so più niente, e dammi sto valere, non aspettati mai, che indifferentemente, se tu mi accidi, tu dico niente. Grande maestro. Ragazzi, lo sapete che diceva mia mamma? Diceva, guaglio, io oggi parto da un guardil. Bellissimo, bello. Maestri, una famiglia di artisti. Senti, Gigi Pisani, un grande autore, un grande poeta, no canzoniere, no chi si che scrive le canzoni, per l'amor di Dio, tanto ti rispetto. Certi commentatori, lui mi ha fatto un piacere. Lui ha descritto Piscatorella, dice sì, ha musicato Gesù. Piscatorella l'ha musicato Edoardo Alfieri, che tu stai facendo tante cose belle insieme. Certi però mi ha fatto una carità. Me la dovete recitare voi, me la dovete tesellare. Voglio che quando sentite quella cosa, no, che mi facette vedere tutta margellina, mi facette vedere Savaglione che camminava per Coppa Starena,
Quando chi le si mettette a dire la seconda strofa, no? Dice, certo, rinda starezza che tira a mare, non giorno e chi si troverai sto cuore. Bellissimo. E poesia. Non mi Grande faccio poesia, maestro. niente appena. Tu sei per me padrona e innamorato. E sono cosciato tuo per tutta la vita. È un grande. Quando chi mi recitai questa poesia, dicetti maestro, ma come facciamo noi a cantare queste canzoni che voi facete di questa maniera? Andini chi che mi rispondette, non vi preoccupate che cantate, perché sono che canzoni che vi fanno cantare buie. Bellissimo. Grandi maestri, veramente. Maestro, io come ho detto a tuo nipote, perché c'avevo una riunione, però vi posso lasciare una canzone caro amico dedicata a te, maestro, a tutti e tre. Te posso? Vi lascio con un pezzo così, perché per me rimane da storia. Ma ho ferito che non saccio niente, che volete a me, saccio solo che teneva a gennari, e tutto insieme non ho tempo più, chi l'ha vista mammarella che sta facendo, che ci porta a fare. Sei un grande. Ti voglio Senti Franco, quando abbiamo fatto questa canzone, no? Abbiamo fatto il disco, perché ricordati una cosa che secondo me, attenzione, secondo l'emozione che ho avuto io con le canzoni, quando mi hanno fatto sentire questa canzone, allora mi disse Mocca Fedano, dice, senti Mario, che ne pensi di questa canzone? E beh, questa è una cosa che la voglio dire, perché stiamo parlando attraverso questa come si chiama? Facebook. Questa nuova tecnologia. Questa nuova tecnologia. Io ho avuto la grande fortuna, tu dici, ma questo che sta dicendo stasera? Quando una canzone faceva successo, io l'avvertivo attraverso la mia colonna vertebrale. Tu dici, questa è una cosa che la sentivi nelle ossa. Al pubblico, no? Perché è la prima volta che la dico, insomma, diciamo così, alla gente. Sì. Che cosa succedeva? Che quando una canzone che faceva un grande successo, però non come è successo Sacci Capagel, con Indifferentemente, eccetera. Nella mia colonna vertebrale, cioè si faceva una specie di come veniva un forte calore, come se uno era sempre avuto un forte raggio di sole in da schiena. Esatto. E allora era la musica che si impadroniva di te. Era l'arte che si impadroniva. Allora Moccasadona diceva, ma io non ci capito, io ti ho detto sta canzone che te ne pare. E allora io non gli ho mai detto, guarda, questo fa successo o non fa successo. Dicevo sempre, vabbè, facciamo, vediamo che succede. Va bene. Con la pagella abbiamo fatto il disco, va buono, ma si doveva stampare. E prima di stamparle c'erano queste emittenti libere, ti ricordo, c'erano molte radio, da tutta parte. E allora andammo non con il disco, ma con la registrazione a un emittente privato, non mi ricordo quale, una signora, forse avevo qualche problema del figlio, insomma, qualche cosa di questo genere, che avessero ammazzato a qualche figlio, qualche nipote e cose. Una telefonata così, che da dice, straziante, questa donna che diceva, basta, chiudete sta radio, non mi farà sentire questa canzone, alluccavo come una pazza in sta radio. Quando abbiamo finito la trasmissione, Mocca Sedana è vicino a me, ha detto, Mario, ma che te ne pare? Secondo te questa canzone fa successo? Cioè, ti voglio, questa è una canzone di una grande emozione, che ha salvato tutte cose. Sì. E
che è successo. E così è stato. Con questa canzone pensi che noi nel 78 si pagava 1000 lire e 500 lire. Noi incassavamo 10 milioni a sera. Mamma mia. Mamma mia. Tante che Marimella dice, ma che marone, che è successo? Che sono già di 10 milioni a sera. Ma lo passa annanzi. Dice, vediamo il Signore che dice. Grandi maestri, io con immenso dispiacere vi devo salutare, ve l'avevo detto pure. Però maestro, promettimi, maestro Trevi, promettimi che io ti vengo a trovare, dimmi quando io ti voglio venire a trovare. Oh, non ti preoccupare, ci mettiamo d'accordo telefonicamente. Ci sta pure Moreno, tutti quanti. Io ci sono stato a casa del maestro, lo so che tu ci sei Trevi. Io non ho avuto un'esperienza indimenticabile e mi auguro di tornarci presto, maestro. Maestro, io ti vengo a trovare. Moreno, ti voglio bene, ti voglio pure bene io veramente di cuore. Maestro, ciao maestro Moreno. Ma noi ci salutiamo tutti quanti. Ah, tutti quanti ci stiamo salutando. Sì, perché 40 minuti sta benissimo, capisci? Ti voglio bene. E se no diventiamo, capite, noiosi. Grazie, mi ha fatto piacere di vedere. Viva la musica, viva Mario Trevi, viva Franco Moreno, viva Ivan Granadino. Viva Ricciardi e viva Granadino. Viva Napoli in tutte le sue. Ciao, un bacio a tutte le persone che ci hanno seguito. Onore gigante. Ciao Franco. Ciao maestro, ti voglio bene. Ciao. 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 Mollame, ciao, un bacio. Ciao. Vai. Ciao.